Ci troviamo sulla strada dei vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia a San Quirino, provincia di Pordenone. L'azienda è l'azienda della mia famiglia, l'azienda Russolo, è un'azienda che si caratterizza prevalentemente per le caratteristiche di questo territorio, ossia la vicinanza, l'estrema vicinanza alla montagna, e quindi forte escursione termica porta a dei vini, a delle uve con nette caratteristiche aromatiche, e un terreno prevalentemente ciotoloso, quindi molto drenante, con alta prevalenza di sasso e quindi mineralità. Siamo, come tutte le aziende del Friuli, prevalentemente produttori di vini bianchi, ma ci siamo innamorati del Pinot Nero. Con il Pinot Nero abbiamo dato il via a una serie di esperienze molto gratificanti, la più importante forse è l'aver contribuito alla nascita e alla crescita della rete del Pinot Nero Friuli Venezia Giulia. Oggi andremo ad abbinare il piatto, la pitina all'aceto, un Pinot Nero. Il Pinot Nero che noi produciamo è un rosso particolarmente elegante, che dà delle soddisfazioni molto importanti al naso, dove forse più degli altri rossi le note aromatiche spiccano in modo pulito. Non è un rosso d'impatto, non è il classico rosso dove c'è un'estrema potenza, è un rosso di eleganza, e questo ci fa dire molto spesso che è il rosso più bianco che ci sia, perché ha delle caratteristiche, o meglio, la sua piacevolezza si fonda su delle caratteristiche che molto spesso si possono abbinare ai vini bianchi. Noi lo produciamo, lo vendiamo dal 1997, prima che ce ne eravamo innamorati, con dei viaggi di studio e di conoscenza in Borgogna, da dove arriva questo vitigno, e devo dire che anche a livello internazionale ci sta dando grandi soddisfazioni. E queste caratteristiche di microclima del Friuli occidentale si prestano a dare dei rossi particolarmente profumati e affascinanti. Il nostro Pinot Nero è stato anche riconosciuto in alcune degustazioni come un Pinot Nero di ottimo livello, e noi siamo convinti della possibilità di avere dei piacevoli riscontri su questo vino, e in questo caso nell'abbinamento con il piatto proposto. Bene, allora vi aspetto qui a San Quirino, sarà un piacere ricevervi in cantina da noi e degustare assieme un calice di vino, di Pinot Nero, preferibilmente, o anche qualsiasi altro vino friulano abbiate voglia di assaggiare. Arrivederci.